Sì, probabilmente oggi siete tutti liberi di scegliere chi sposare, o di non sposarvi affatto, se volete. Ma pensate davvero di essere padroni di tutte le scelte della vostra vita? Dio risiede solo nel vostro cuore e diverrà amore che chiamerete illecito, disubbidienza a leggi e autorità che il cuore ha perduto, rifiuto di un testamento dettato dall'odio e dalla vendetta. Apritevi dunque senza riserve, perché una confessione ambigua non può avere che una soluzione poco chiara. Ci sentiamo così divisi per i nomi che portiamo, da dimenticare che siamo una cosa sola, nell'umana condizione, negli affetti che proviamo, nella perdita di chi amiamo di più. Perché un nome, in fondo, cos'è? Non è mano, né piede, né braccio, né viso, nulla di ciò che forma un corpo. È quella che chiamiamo rosa. Anche con un altro nome, avrebbe sempre il suo profumo.